Perfetto. Versione dell'italiano. Dubuzzo Federico. Ma qui. Buonasera. Buonasera. Oggi non siamo anzi buongiorno, perché loro lo vedranno in domani più o meno. Oggi non siamo nelle vesti delle zie in nero, stranamente. Siamo in borghese. Siamo in borghese. Io sono Calogero Patti, lui è Vito Giuliana e siamo i registi della compagnia Convanesi Punta. Di che cosa si occupa la regia? Diciamo che definire la regia non è per niente facile. Ha tanti compiti, tanti obblighi. Si occupa effettivamente di preparare l'interpretazione del personaggio, cioè cerca di fare penetrare il soggetto umano nel personaggio rappresentato nel copione. Mi sbaglio? Allora, diciamo che tutto poi comincia dalla scelta del copione. Noi generalmente scegliamo il copione, generalmente li scriviamo noi. Quest'anno però abbiamo soltanto ritrattato una commedia già esistente, che non vi diciamo quale, lo diremo più avanti. Esatto, però perché non siamo riusciti a finire il nostro copione il prossimo anno. Quindi scegliamo il copione, scegliamo le parti, studiamo la psicologia dei personaggi e scegliamo il tema da trattare. E quest'anno lo possiamo anticipare il tema, almeno questo. Vabbè, la povertà. Perché comunque qua ci spaziamo per ora. Ed è giusto. I problemi, i soldi che mandano, ed è giusto scherzarci su, è giusto riderci per dissacrare un po' questa situazione. Ma la cosa bella di questo copione è più che altro il fatto che la comicità nasce da un dramma. E noi, dopo che facciamo tutto questo lavoro, come stavo dicendo, scegliamo gli attori, diamo i personaggi agli attori e non facciamo altro per mesi e per giorni e giorni di far provare questi ragazzi e di farli entrare nel personaggio. Ovviamente analizzando la psicologia che emerge dal copione, che emerge dall'intelaiatura ovviamente di tutti gli altri personaggi, no? Sì, oltre al livello sintattico. Un'interpretazione corale. Esattamente. E mettiamola così. Ci sono tanti altri compiti del regista, cercheremo di raccontarveli man mano perché sono davvero tanti. La prossima volta, ad esempio, vi presenteremo i nostri assistenti, perché comunque, data la mole del lavoro, non possiamo occuparci di tutto: la scelta dei costumi, la scenografia, anche la parte tecnica, quindi microfoni, luci, anche l'ausilio che danno durante le prove effettivamente. Questi ve li presenteremo più avanti, per il resto cercheremo di aggiornarvi man mano e dopo di ciò vi promettiamo, vi faremo conoscere ad uno i nostri attori. Sì, vi divertirete. Speriamo. Ci vediamo presto.